benvenuti. Oggi è sabato 20 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:39. La luna sorge alle 16:31 e cala alle 4:46. Oggi si celebra Sant'Adalgisa. Il nome è composto da due termini, Atala e da Gisil, che significano freccia che dà la nobiltà. Oggi, 20 aprile, è la giornata della lingua cinese nelle Nazioni Unite, un'iniziativa che promuove il multilinguismo e la diversità culturale. Questa data ricorda Kan Jige, il mitico inventore dei caratteri cinesi. Massimo D'Alema celebra oggi i suoi 75 anni. Ha iniziato la sua carriera come giornalista, lavorando per Rinascita e l'Unità, di cui è stato direttore. Politicamente attivo dal 1963, ha avuto un ruolo cruciale nella trasformazione del Partito Comunista nel Partito Democratico nel 1989, diventandone successivamente il segretario nazionale. Ha poi avuto un ruolo importante nel governo Dini e ha contribuito alla vittoria del centro-sinistra sotto la guida di Romano Prodi. Alexander Zverev, noto come Sasha, compie oggi 27 anni. Cresciuto in una famiglia di tennisti, ha iniziato a giocare a tennis da bambino. Ha raggiunto successi significativi nel tennis professionistico, vincendo 4 titoli ATP nel 2018, raggiungendo la finale delle US Open nel 2020 e vincendo l'oro olimpico a Tokyo 2021. Proprio nel 2021 ha raggiunto il secondo posto nel ranking mondiale. Capo Plaza, pseudonimo di Luca D'Orso, festeggia i suoi 26 anni. È emerso sulla scena musicale con l'album Sulamente Nuie nel 2016. Il suo primo album ufficiale, 20, è stato un grande successo nel 2018, raggiungendo la cima delle classifiche italiane. Nel 2021 ha pubblicato il suo terzo album, Plaza, e nell'estate 2023 ha ottenuto una hit estiva con il brano Vetri Neri. Il 20 aprile del 1992, al Wembley Stadium di Londra, si svolgeva il grande evento musicale in ricordo di Freddie Mercury, frontman dei Queen, scomparso prematuramente il 24 novembre del 1991, all'età di 45 anni, in seguito all'aggravarsi di una broncopolmonite resa letale dall'AIDS. Il concerto tributo venne trasmesso in Mondovisione per una platea televisiva che superò il miliardo di persone in tutto il mondo, secondo le stime ufficiali. Oggi vi sveliamo il segreto dietro le bollicine delle vostre bevande preferite, come la Coca-Cola o lo spumante. Vi siete mai chiesti perché queste bevande sono così frizzanti appena aperte e poi perdono via via le loro bollicine? Questo succede perché l'anidride carbonica, quindi il gas che crea le bollicine, è inizialmente sotto alta pressione all'interno della confezione. Appena apriamo la bottiglia, la pressione cala e il gas comincia a sfuggire, formando le bollicine che vediamo. Ma attenzione, la magia dura poco. Una volta che la pressione si stabilizza, le bollicine diminuiscono. Buon sabato! Oggi il sole è in Toro ed inizia il passaggio ad un'altra stagione zodiacale, quella del Toro, il secondo segno appunto. Inoltre la Luna si oppone pesantemente a Saturno e a Marte. Cosa succede nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete! Il Sole vi ha salutato per quest'anno, ma rimangono Mercurio e Venere, seppure inattivi nel vostro grado zodiacale. Tentate di capire bene cosa volete dall'amore e coraggio, perché le tigri in gabbia prima o poi si liberando una passione, un'energia straordinaria. Toro, è iniziato il vostro periodo, la vostra stagione e già subito la Luna e Marte formano dei bellissimi aspetti proprio su Urano e Giove che sembrano voler mettere la testa a posto, quindi aspettatevi una stagione piena di conferme e di certezze. Gemelli, la Luna oggi è un po' antipatica con voi e riprende tra l'altro l'opposizione di
Saturno e Marte. Ecco, probabilmente non è proprio il weekend ideale per sentirsi leggeri, ma è assolutamente quello ideale per riposarsi, riflettere un po' e ritrovare un po' di armonia dentro le mura di casa. Cancro. Giornata oggi interessante, visto che la Luna vi è amica, anche se è proprio il vostro astro che si oppone a Saturno e Marte. Oggi c'è aria di lite, quindi attenzione a non esagerare o non esporvi troppo. Se vi sentite feriti o non celebrati per qualche piccolo vostro successo, date spazio agli altri, magari vi stupiranno con una sorpresa in serata. Leone, la giornata di oggi prevede una opposizione di Plutone, una quadratura di Venere abbastanza taglienti, proprio perché vi fanno riflettere molto su come volete un po' fuggire da tutta una serie di realtà che vi annoiano non poco, sia al lavoro che in amore. Vergine, giornata in cui siete il fulcro di tutta una serie di aspetti zodiacali. La Luna è ottima per quello che riguarda l'appoggio con Urano e Giove, e anche il Sole vi viene in solido col suo aspetto di trigono. Le opposizioni però con Saturno e Marte oggi sono veramente molto incisive e incidenti, per cui cercate di trovare un compromesso tra voi e delle parti che vi chiedono conto e ragione. Bilancia. A proposito di conto e ragione, siete il segno della valutazione, della giustizia e dell'equilibrio, ed è proprio a voi che tocca riuscire a sfruttare bene tutta l'emotività di una luna di 12ª casa che vi vuole suggerire piccole follie che a volte sarebbe il caso di accettare e di inseguire. L'amore è fatto anche di momenti assolutamente irrazionali. Scorpione, è una luna decisamente molto interessante quella di oggi, proprio perché la luna crea degli aspetti notevolmente dinamici per voi, anche se con l'opposizione di Marte e Saturno voi riuscirete persino a trovare il tempo per dedicarvi a una passione o a un nuovo progetto creativo che proprio questo weekend butterete giù. Sagittario, la giornata oggi è un po' antipatica proprio perché la quadratura della Luna più le quadrature di Saturno e Marte e Nettuno e la loro reciproca opposizione rendono tutto un po' più complicato. Oggi non è una giornata per agire o per riflettere, più che altro per rivedere qualcuno o qualcosa del vostro passato, per riprocessare alcune sequenze e per chiarirsi con qualche ex. Capricorno, giornata ottima oggi proprio perché la Luna col suo trigono si aggiunge a quello del Sole neofita che entrando in Toro vi dà forza e coraggio, quindi siate al meglio, al top, e continuate a essere ambiziosi e costruttivi come sempre. Ottimo in amore, benessere psicofisico decisamente notevole. Acquario, oggi tutta una serie di condizioni planetarie sembrano un po' infastidirvi, anche se non vi farete toccare molto, proprio perché avete dalla vostra la fuga nel vostro mondo ideale di sogni, ma anche la certezza degli amici e soprattutto queste nuove passioni irresistibili alle quali vi date in maniera anche molto libera e serena. Questo è un periodo da vivere così, liberamente. Pesci, giornata oggi molto interessante, anche se la Luna vi chiederà molto, proprio perché andrà a stimolare Saturno e Marte. È una giornata in cui dovete essere cauti e mediare magari tra una lite familiare o qualcosa, o punti di vista che possono essere un po' contrastanti, per cui mantenete la calma e con la vostra dolcezza e fermezza tentate di aggiustare la situazione. Il primo vasetto di Nutella uscì dalla fabbrica di Alba il 20 aprile 1964. Il prodotto ebbe successo istantaneo. Nel 1965 uscì in Germania, dove riscosse subito un enorme successo, e l'anno successivo uscì in Francia. È la crema spalmabile più diffusa al mondo. Sono 350.000 le tonnellate prodotte ogni anno. Oggi esploriamo il termine cringe, molto usato soprattutto tra i giovanissimi.
Cringe indica un forte imbarazzo, un disagio davanti a situazioni scomode. Originario dell'inglese, dove to cringe significa rabbrividire, il termine è diventato popolarissimo per commentare video o scene che provocano disagio. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Manacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi voglio raccontarvi la storia di Philippe Pinel, un medico del XVIII secolo che ha rivoluzionato il trattamento delle malattie mentali. Laureato sia in lettere che in medicina, le sue passioni lo portarono a Parigi, dove compì un gesto storico. Immaginatevi questo: Pinel, arrivando in un manicomio, trova i pazienti legati con catene, in condizioni igieniche terribili e completamente abbandonati. Decise di liberarli, di migliorare le loro condizioni di vita e trattarli per la prima volta non come pazzi da rinchiudere, ma come malati da curare. Fu anche precursore nell'uso della terapia della parola, valorizzando il dialogo con i pazienti. Nonostante le critiche e le difficoltà, la figura di Pinel rimane leggendaria nel campo della psichiatria, un vero pioniere che ha restituito dignità e umanità ai malati mentali. Ci salutiamo per la frase del giorno. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. E sono convinta che vedere una puntata del Manacco al giorno risponde a tutti i vostri desideri, ed è per questo che noi non possiamo far altro che accontentarvi, quindi ci vediamo domani.